Per la 58esima volta, dal 1961 a quest'anno, facciamo una cerimonia come questa. 58 anni fa era un po' diversa, durava pochi giorni, si faceva in occasione della festa del patrono. Oggi è diventata, voi perché si è lavorato in questa direzione in questi decenni, voi perché sono venute a mancare altre mostre importanti, penso alla Biennale di Sassari, è diventata un punto di riferimento e se non c'era qualcuno doveva inventarsela. Stiamo parlando di artigianato artistico, stiamo parlando di un centinaio di espositori, stiamo parlando di una fiera dell'artigianato artistico sardo che esiste, che c'è, non grazie al sindaco, non grazie agli amministratori, ma grazie al lavoro degli artigiani. Noi cerchiamo tutti gli anni di portare l'eccellenza in questa esposizione, crediamo di riuscirci, qualche volta non riusciamo a portarli tutti perché questo è un periodo molto pieno, ma non c'è dubbio che chi viene a visitare questa fiera può vedere, può gustare l'artigianato, l'eccellenza del nostro artigianato artistico. Sarà un mese, 6 settimane denso di lavoro e di attività, aprirà 11 ore al giorno, tutti i giorni, ininterrottamente, dalle 10 alle 21. All'interno della manifestazione, nel piazzale antistante, sarà pieno, mi pare un giorno sì, un giorno no, ci sono manifestazioni di diverso tipo, anche su temi legati proprio all'artigianato artistico. Speriamo, come è andata bene in tutti questi 10 anni, vada bene anche quest'anno.